Allora, oggi, il barbatore napoletano, eccomi qua, pure oggi. Cioè, la gente già sente la gente, ah, pure oggi il barbatore, mamma mia, ci. Allora, ieri ci ho fatto una polpaccia. Vi preannunciai, torna dietro, che qualche video fa vi ho preannunciato che c'era stata cacciata una linea nuova. E la tengo solo io, ma la tengo solo io, non posso dire. La tengo solo io. Allora, non ho preso tutta la linea perché questa linea di cella, devo dire, a dei prezzi cioè, non sono abituato a spendere questi soldi per cella, sinceramente, a dei prezzi un po' grossi proprio, per quanto mi abbia fatto lo sconto. Non ho preso il dopo barba perché è assurdo il prezzo che costa e dico sì, è vero, buono, l'ho sentito, buono, bello come è fatto, bello lo spruzzino che quello solo costa una barca di soldi, però lo danno vicino incluso nel prezzo, quindi nì, ho desistito perché veramente il prezzo 84 euro me lo faceva, ok? Me lo faceva 84 euro perché non so quanto, con un po' di sconto e cose varie, mi faceva un po' di sconto, ma onestamente un dopo barba è vero e il flacone da mezzo litro, la cosa di alluminio che però voglio dire, tanto quanto non è che sia, lo spruzzino era fantastico, ma 84 euro, guardi, un dopo barba, fermatevi, non fa per me sinceramente. Allora passiamo al dunque, eccola qui, alluminio, bella, guardate quanto è bella questa confezione, è da 300, ok, la profumazione è un sandalo, non l'ho ancora usato come si vede, eccolo qui, e vado, l'unica cosa ho messo il dito dentro, ho rilasciato un po' sul bordo perché per vedere che tipo di sapone fosse, già si vedeva che si trattava di un sapone morbido, bella veramente come confezione, curata, tutto, però questo pure costa veramente tanto, anche se poi dobbiamo calcolare che il doppio è 300, quindi è il doppio, però diviso in due ci accostiamo ai soldi di un sapone comunque, si accosta ai soldi di... compri due Stirling col prezzo di questo, quindi per ora ancora devo usarlo, quindi non so niente, l'avete visto è nuovo, quindi andrò a prelevare soltanto col pennello bagnato, non metto acqua dentro, prelevo col pennello, bagno il pennello, resto un po' d'acqua in più il pennello e vado. E poi come rasoio, questo vabbè è un rasoio che sicuramente conoscete perché è un rasoio che in giro già da un po' di tempo, non io, eccolo qui, ho preso lo storto di Fadip, piccolo, questo qui, vado a riscaldarlo un po' pure questo. Come la metta cosa vado ad usare? Come la metta oggi io uso questa 7 o'clock Gilletta, eccola qui, questa verde, super stainless. E niente, sono rimasto veramente pietrificato col prezzo del Cella perché cioè un po' diciamo come è successo pure a varie auto, no? Quando l'Alfa Romeo lanciò l'Alfa 6 che costava un patrimonio e nessuno era disposto a spendere quei soldi per l'Alfa. E nonostante sia stata una grande macchina, i suoi difetti li portava, una grande auto, i suoi difetti li portava, quindi di conseguenza, un po' come quando la Fiat ha cacciato l'Argenta, che diciamo è un po' la situazione così, non sei abituato a vedere dei prezzi su un prodotto, soprattutto quando poi sì, fai questa mega confezione, uso professionale e via dicendo, però cioè, stiamo parlando di cifre importanti e ho i miei dubbi che uso professionale, cioè solitamente le cose professionali sono sempre quelle cose rapporto qualità-prezzo basse dove smaltisci velocemente. Poi, oddio, ci sono delle barberie che poi sono barberie di un certo livello e via dicendo, quindi quando vai trovi... Vabbè, vai, andando al dunque, vedremo su sapone di cosa tratta.
Ma di quello ho giocato tutto quanto, adesso per tutte cose, ma di quello visto che là, sono un bordello. Vabbè, è maravigliosa, bella, bella, proprio mi ha attratto questa confezione, andai dentro per un'altra cosa, sapevo questa cosa, andai a vedere sugli scaffali e trovai questa bella sorpresa. La sorpresa è stata pure quando mi ha detto il prezzo. Però, nel frattempo, ok. Infatti quando lasciai il dopo Barba del Cella con tutto il rappresentante avanti, che c'era, che l'aveva portato in quel momento, quando lo lasciai, lei sa, mi fece cenno di dire, hai ragione, non è che hai torto, perché sono prezzoni proprio, babam, prezzi tosti. Allora, fammi andare a tirare fuori la mia 7 o'clock da questo pacchetto, vediamo, vediamo, esce, allora la carta, sopra non so come è fatta, la cartina è divertente, ecco qua, se è fatta bene, esteticamente, andiamo a, ecco qui, vediamo, vabbè, questa non la metta, è la prima volta che la uso tra l'altro questa perché l'ho trovata alla casa, sono tutta una serie di lamette che ho trovato alla casa del rasoio a Napoli, quindi perché in giro fine d'ora non le avevo trovate nemmeno al negozietto dove vado io, quindi di conseguenza, cioè, vari negozi e negozietti che ho girato fine d'ora qui in Veneto non l'avevo trovata. Quando vai a domandare al massimo queste si sgarrano, trovi le Bolzano proprio quando è esagerato, e il resto. Allora andiamo a vedere questo pettine storto. Un attimino asciugo un attimo giusto per. Tu dici, ma perché mi sa da abbandonare la foto? Certo, mi sa da abbandonare la foto, però nel frattempo asciutta un attimo, se no mi sciugo la mano faccio pure male. Allora andiamo a mettere. Andiamo vaga a mettere alla meta, su fatti terza persona proprio. È un brutto vizio. Allora. Vaga piazza alla metà coppa. La serigrafia sono sparagnate annullate. Annullate ci sta. Ecco qua. Annullate saranno voluto sparagnare perché hanno iniziato su solitato. Vabbè. E ammannanza. Andiamo a piazzare, vado a piazzare, ecco qua. Ma già come centrare questa lametta, come questo è un rasoio che pure mai avuto a che fare. Veramente è stato un regalo di mia moglie. Cioè questo per il sapone, perché ha insistito, eravamo in questo negozio, ha insistito, ma dai prendi un rasoio, sei già andato a Napoli, perché non ti sei preso un rasoio? Perché qua un'ibotta sono stato tentato da un paio di cose alla casa del rasoio, tra rasoie e pannelle, però ha tirato un poco freno perché su Catania sapone con la palla, di conseguenza ha detto fammi tirare un poco freno, che già mia moglie dice basta questi saponi, basta queste cose, tengono armate in faccia la Rosanna mettere, la roba mia sta fuori, la tua sta là, ti stai occupando dell'armadetta, torto non ha. Allora, la lametta è centrata, eccola qui, più o meno centrata per quello che si può con questo rasoio, perché è storto, quindi di conseguenza vai trovando, è storto, ecco qua. Non so come andrò a finire, spero di non farmi male. Allora, a barba partimmo, o dico come la voglio perché poi arriva sempre un fenomeno, ma che barba questa, o sono due gradazze che ne narici, le capite, e piglia spara una stronzata senza. È bello, te ne accorgi subito quando la gente non vede il video, soprattutto perché fanno domande dove tu già hai risposto nel video. Capisco che comunque i video miei sono lunghi, alcune volte anche io guardo qualcosa, poi bypasso con qualche video di qualche diciamo collega, no? Perché alla fine condividiamo la stessa passione, o di altre cose, alcune volte bypasso, vado avanti, però se devo fare, se mi resta un dubbio o qualcosa, mi vado a guardare tutto il video per evitare di fare domande stronze, cioè nel senso, com'è Kiss, ma che barba Kiss, che io l'avevo detto, questa è lo stesso, è una barba di 2 giorni, per quello che si può vedere, perché la mia è abbastanza bianca, quindi di conseguenza sembra, ecco, questa è la barba che ho e la vado a togliere. Devo dire la verità, avrei anche aspettato domani per farla, no? Che sicuramente, però mi incuriosiva talmente sul sapone per capire questi soldi pagata, a roso più da finire si ci stanno da sul sapone. E allora, vado a fare il prelievo,
tutto dorato, stiamo a Natale, voglio proprio i colori di Natale, rasoio dorato, pennello dorato, 48 pro raso in setola, vabbè, per chi è nell'ambiente, nel mondo della barba tradizionale sa che è un pennello in setola. Per chi non lo sapesse che sta entrando è nuovo, è un pennello in setola di maiale. Bello, grande, sostanzioso, un pennello molto grande, il 48, perciò lo chiamo 48. Allora vado a togliermi la felpa, che è caduto qualcuno a destra, ecco qua. Allora, mi inumidisco un po' il viso. Che su qua in giro ancora non l'ho visto, ho fatto pure una ricerca su internet, non l'ho visto perché volevo un po' capire delle cose. C'è la linea, se andate sul sito Cella, anzi io l'ho presa dal codice questo, sono andato sopra e mi è uscita la linea che c'era ieri tra gel per rasatura, cosa, cioè una linea proprio completa, ma con prezzi. Cioè, parliamoci chiaramente, uccello mio per accattare da pagare cosa 7, 8 euro, poi c'è pure chi ce l'ha prezzi più esagerati, vabbè, ma bello buono. Mi trovo annanzi 36 euro, però ti faccio un po' di sconto e cose varie che comunque il prezzo resta alto, ok? Tengo un filo proprio, vado a bagnare un poco. Allora, volevo usare il tasso, sinceramente per come è morbida questa crema, volevo usare il tasso. Come al solito sta la canna tu bagno. Allora, la profumazione dovrebbe essere un sandalo, però sinceramente la sento diversa, è una profumazione comunque molto ma molto ma molto delicata, cioè non è il sandalo come la Proraso che aprite e vi arriva quella botta in faccia di sandalo o argan come si voglia chiamare, perché a volte giro che le vado a dare un altro po' d'acqua. Ovviamente è inutile che ve lo dico, il sapone è nuovo, quindi nessuno l'ha provato, lo sto provando adesso, ve l'ho fatto vedere, ve l'ho mostrato, a differenza di un altro che già l'ho provato perché la curiosità era tanta visto la profumazione che emanava, e ho mandato indietro di nuovo 2 saponi che ho preso alla casa dei rasoi a Napoli, appunto per la curiosità di vedere questo qua, cosa mi riserva, se questi soldi spesi ne sono valsi la pena o meno. Allora, diciamo che fine d'ora. Poi non vi dico, ho preso un sapone di quelli in vescica che ha fatto un montaggio, secondo me, ci dice per centinaia di persone, ho provato un montaggio con quel sapone, ma veramente è spaventoso. Allora, ecco qui, bella lucida. Ok, passo. Ecco qui. Passo su Fatip, è un pettine chiuso ovviamente, quindi vediamo sto storto che fa, perché boh, non ci manchi idee sinceramente. Allora, sì, la profumazione è proprio delicatissima, pari quasi. Allora,
Su 48 ogni 3-4 perde qualche pila. Perché all'inizio, uno diceva all'inizio della nave sì, ce l'ho da parecchio, è vero. Ora fa un anno circa che ce l'ho quel pennello. Ma l'ho usato veramente pochissimo. Faccio scorrere un po' d'acqua per avere un po' di acqua calda. Ma devo andare a controllare dopo giù alla caldaia. E la manopola di regolazione dell'acqua è posizionata bene o è stata spostata perché vedo che l'acqua fa un po' fatica ad arrivare. Ecco qua. Allora, ora andiamo a fare la prova del 9, sciacquo il viso e facciamo il contropelo. Ecco qui, vado a tamponare un poco, non molto, giusto per non farmi. Ecco qua. Allora, questo qua per quanto riguarda questo era il brufolino sempre che fa parte della barba scorsa, che questa volta invece mi è stato asportato, quindi non è un taglio fatto adesso, infatti. Allora. Con il resto pure che vi ho fatto vedere pure ieri, se non erro, non so se ieri nel video ve li ho mostrati in quello, ma credo accostandomi e mostrando penso che si vedevano. Purtroppo immagino al nuovissimo quando vado a Napoli, scaldacollo là già faccio un barretto e roba leggera, perché veramente tirava vento massimo 15 gradi da qua a Cammananna, tra Cumana, metropolitana e cose varie, perché al centro di questi tempi ci puoi arrivare solo con i mezzi pubblici, e cioè arrivarsi con la macchina è veramente un'impresa, perché poi parcheggi, cose varie, via dicendo, quindi allora va bene così, un po' d'acqua, vedo se mi schiaffo il cenotto. Ecco qua.
facciamoci una gira i peppo storto. Ecco qua, andiamo a fare una gira. Allora, parto con il contropelo, vedo un po' cosa mi riserva. La barba scorsa l'ho fatta con le mule, come si crede più opportuno dire, purtroppo io le lingue straniere non... Cioè, chi non ho, messimi d'accordo. Ognuno dice una maniera, bella che... Devo dire che hanno lavorato veramente bene, sono rimasto contento per quelle lamette. Che volendo non sono nemmeno tanto care, perché se si calcola che il pacchetto di quello da 10 l'ho pagato 3 euro e questo 1,25 euro lamette, non so se sono costate queste troppo, perché ripeto sono lamette che è la prima volta che le uso, non le ho trovate mai fine d'ora, quindi e online non le compro, perché io parto sempre col comprare il pacchettino anche dal fornitore mio, il negozio dove mi fornisco. Compro il pacchettino, vedo se mi trovo bene, ovviamente come ho sempre detto la prova la vado a fare ovviamente nei vari rasoi, non mi fermo al primo. La prova del 9 la fa proprio il gesto nel posto, che lì per me quella è la dima, diciamo, per quanto mi riguarda, perché il rasoio più costoso che ho è quello che mi ha sempre regalato belle prestazioni, quindi con quello diciamo è la mia prova del 9, quel rasoio lì. Quindi allora vado a vedere se c'è qualcosa da grattare ancora. Allora, puntini rossi ce ne sono abbastanza parecchi. Allora, questi del collo, vabbè, questi qua invece no, questo è un altro discorso. Questi sono puntini che praticamente mi sono fatta adesso. Un po' perché le barbe continue io così non le faccio, quindi la pelle non riposa, perché io ho l'abitudine sempre di far passare un po' di giorni tra una barba e l'altra, appunto perché... A parte che in da vita mi ci mai fatta il barbatino. Il voto capitava pure che, infatti mia moglie, questo ha detto l'indimeno dopo ti fa la barba, una volta te la apriava di fare la barba, te cresceva pure in un mese, dopo un mese te la faceva 4-5 settimane, ma non di meno, diciamo, un momento non la fai manco crescere, già da leva. Va bene. Allora, che dire, questa 7 o'clock si è comportata bene, il sapone. Allora, diciamo, la pelle è bella vellutata, ok? Per il resto la profumazione non è esplosiva come gli ultimi saponi che ho usato,
ecco perché a questo punto mi chiedo, tutti questi soldi li vale? Allora, il sapone non è male, però io da un sapone che pago questi soldi mi aspetto quantomeno che mi delizi con la sua profumazione, cioè che mi dia, mamma già sta accorta, non fa cadere perché già ieri mi è caduto un sapone che avevo dato a mio fratello e me l'ha restituito perché sente il mandorlato e cose varie. Ha detto guarda Massimo te lo do perché io non sopporto la profumazione, lo devo consumare, per consumarlo non è un sapone da poco. Ho detto io vabbè dammelo a me, lo consumo io, lo tolgo io da mezzo, a me piace. Che pure aveva una profumazione delicata, diciamo sentendo abituato agli altri saponi, sentendo gli altri saponi, sai, sembrava leggero. Ora può darsi tanto sia la stessa cosa per questo, tanto può darsi che non sia così, vado a sciogliere un attimo il viso perché sono un po' di puntini che... Sapone sulle orecchie, benissimo, ok. Allora, alla fine voglio ancora testarlo bene perché così su dei piedi, ma sicuramente non la prossima volta perché la prossima volta sto fremendo per farmi la barba con altri due saponi che ho parcheggiato per dare precedenza a questo. Questo è quello che è rimasto che sta scorrendo perché c'è acqua e cose varie. Che dire, si sente la profumazione ma con molta fatica questa profumazione la si sente. Vi dico ovviamente quello che è la mia opinione, che non vuole discriminare il sapone, ma è semplicemente, cioè non vuole discriminare nel senso che non è che io dico non compratelo, nel senso che io, come ho sempre detto, vi dico la mia. Dovessi ricomprare un sapone, questo sapone e pagarlo questi soldi qui, per ora dico no, preferirei orientarmi su altro, se proprio devo pagare queste cifre qui, anche se devo prendere un sapone invece da 300, ma da 150, e che poi andando a conti fatti, comunque 150 verrebbero i suoi 18 euro, dove io trovo uno Stirling che sinceramente mi soddisfa, è vero comunque anche che anche l'altro sapone, la linea vecchia, non è che abbia queste profumazioni così eccessive, non è che sia un sapone dalle profumazioni, che brilla per le profumazioni, ce n'era un altro sempre della linea nuova, invece con una profumazione sparata quando l'ho aperto, mi ha un po'... che ha una scritta azzurra, non so a cosa, a base di che, perché non mi ricordo, ho letto pure ma non mi ricordo, dopo ci devo ripassare per altri motivi a questo negozio, vabbè. E... Ma aspettavo qualcosina in più, devo dire, mi aspettavo qualcosina in più. Poi per quanto riguarda il resto, la pelle, diciamo, non sento la sensazione che mi danno i saponi della Stirling e cose varie, vabbè, quelli sottolavati, però sono un po' perplesso, nel frattempo sono un po' perplesso, se devo dire la mia, però, ripeto, su due piedi non posso dare un giudizio, sarebbe anche illogico, è troppo affrettato. Quindi magari con le prossime barbe vi saprò dire qualcosa in più. Per quanto riguarda lo storto ha lavorato, ha fatto i storti suoi. Sì, vabbè, questo non la lametta, ha lavorato bene. Per il resto ci devo fare la mano col rasoio perché è un rasoio che ho preso adesso, quindi mi tocca farci la mano, fare la mano col rasoio. Cosa vuol dire? Che ti devi mettere là, lo usi e devi capire dove vuole portarti il rasoio. Quindi con l'altro mi è facile perché l'altro, ripeto, per me la prova del 9 è un bel rasoio fatto bene e
l'ho usato molte volte, ma vi dico che dal primo giorno già mi ha reso la vita facile quel rasoio, quindi è diverso, però parliamo ovviamente, siamo in fasce di prezzo diverse, quindi non è nemmeno fattibile il confronto, non è nemmeno giusto fare un confronto. Sarebbe stupido farlo. L'unica cosa che posso dirvi è che devo farci la mano con questo rasoio, trovare la lametta giusta, perché magari la prossima volta ne uso un'altra. Ho anche tra l'altro serie di lamette da usare. Già, se avete notato, vi ho mostrato la mul, vi ho mostrato questa, che questa diciamo è abbastanza comune nel nostro campo, è una lametta abbastanza comune, ma l'altra è più, diciamo, è già una cosa, è già più nuova. Allora, voglio che faccio di più, niente più. I 30 minuti sono arrivato, basta, perché sennò ci allunghiamo troppo senza niente. Ci arriva la prossima volta, ci arriva la prossima sbarbata. Cercherò di far riposare un attimino la pelle, perché capirete che troppe barbe uno dietro l'altro, magari almeno voglio far passare i 3 giorni prima di andare a... Concludo la barba, visto che stanno usandola, motivo sto usando l'overa, sì, ma scafa mentre esce, mentre tiro fuori dall'armadietto che oramai non si capisce niente più capito. Ecco qua. Sandalo per sandalo, vero, stavo di ammaga la concorrenza pro raso. Anche se poi, ripeto, il sandalo del proraso è diverso da questo, molto diverso, ma come ho già detto Cella ha l'abitudine di fare profumazioni abbastanza leggere. Il dopo barba, quello di questa linea, l'ho sentito, l'ho provato, veramente della linea Cella veramente buono, una bella profumazione, ma il costo è eccessivo, ripeto, veramente eccessivo. Poi, che non se la prenda male Cella, ognuno ha la sua tasca, ognuno ha le sue possibilità, e sinceramente quando mi è stato detto 84 euro ho desistito, ok? Non per male, buono la profumazione del dopo barba, non posso dire nulla, era buona. La confezione pure bella, uno spruzzino fantastico, sono cose che si pagano, siamo d'accordo, però ci vuole pure la tasca per pagarle, sinceramente, almeno per me li ho trovati eccessivi, ok? Era meglio fare un formato più piccolo, anche da 200 da 100, e tiravi via la linea, magari, che ne so, 20 euro dici voglio pure arrivare col dopo barba, 20, 25, ok? Ci voglio pure arrivare, ma 84 no. Guarda, io vi saluto, ci vediamo la prossima volta e niente. Scusatemi sempre se non ci ho messo allegria nemmeno in questo video qui. Ci vediamo alla prossima, vabbè, speriamo che alla prossima, ok? Sì, prima di Natale, sicuramente prima della vigilia, prima di Natale, un'altra barba la faccio sicuramente. State buono, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete mi piace, lasciate un commento se vi è piaciuto ovviamente, perché se no mettete lo stesso, perché come dico sempre, iscrivetevi al canale e mi piace, non si fa niente. Un commento, poi volete mettere un motivo, non volete mettere un motivo. Vabbè, però vi raccomando. Vabbè, è inutile che raccomando, perché poi i fenomeni che arrivano non guardano, stanno là per dare fastidio solo, quindi nemmeno è inutile che parliamo. Ciao, voglio un saluto a tutti e ci vediamo fra un paio di giorni.